Eder. Mech. Pallister. E il 5 gennaio Sebastiano ha appena ricevuto la segnalazione che è stato trovato un corpo esile in un sacco nero, ovviamente non si sa chi sia. Se lei la riconosco subito, non è un problema. Non lo so, guarda, è uno strazio. Anche stanotte dormirò solo, anche domani e così avanti. Non so cosa fare. Anche stanotte dormirò solo e così le notti in avanti. Ma anche se Liliana fosse andata a vivere con Claudio Sterpin, Sebastiano avrebbe dovuto affrontare questo identico problema, restare solo. Penso che abbia sofferto tantissimo. Hanno trovato un corpo, non si sa ancora chi ci sia in quei sacchi neri. Sebastiano si lascia sfuggire, penso che abbia sofferto tantissimo. Ma come fa a dirlo? Che non riesco a capire chi possa aver fatto del male a Lily. Perché? Queste sono le domande che mi sto facendo da qualche minuto. Hanno trovato inquirenti questo sacco nero con dei resti, con un corpo minuto dentro. Cosa posso pensare? Un sacco nero con dei resti, detta così, sembra un corpo decomposto, una morte risalente a molti mesi prima. Ma Sebastiano si è lasciato sfuggire, penso che abbia sofferto tantissimo. Dopo aver tenuto degli strani comportamenti, Sebastiano inizia ad avere paura di poter essere arrestato. È vero questo, perché io in questi giorni ho lottato, mi sono dato da fare, ho aperto la porta di casa mia a tutti. Forse avrò anche detto qualcosa, mi sarò anche confuso qualche volta, per carità, no? Sì, contraddetto, queste cose qua, ma sono peccati veniali indubbiamente, perché la mia verità, la mia innocenza è dentro il mio cuore, capisci? Mi sto riprendendo, sto molto meglio. Sei stato tu a uccidere Liliana? Assolutamente no, guarda, non avrei mai potuto fare una cosa di questo genere. Il mio amore per lei è sempre stato forte, profondo. Per me è un grande mistero, di questo non voglio neanche parlare perché ci sono le indagini in corso e il mio avvocato che ci siamo incontrati tramite un amico, un avvocato che ci conoscevamo già da quando io lavoravo al Messaggero. Potresti aver detto qualcosa di troppo, qualcosa che ti mette a rischio? Può essere, perché io posso dire che gli ultimi 10 giorni ormai ero sconvolto, fuori di me, non so, ho cercato di rispondere alle domande che mi vengono fatte. Verranno fuori le cose di Claudio, verranno fuori perché nei telefonini, queste cose qua, questo rapporto nascosto, fatto di tante cose che non vanno bene. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.